La cantina Suentu nasce 15 anni fa per volontà della famiglia Pilloni, la mia famiglia, con questo grande sogno, questo grande desiderio di riportare in Marmilla la viticoltura. La viticoltura che era presente sino, diciamo, agli inizi degli anni 90, ma che poi è praticamente sparita in poco meno di 25 anni. Quindi il nostro grande sogno, soprattutto diciamo, ci è stato trasmesso da papà Salvatore, era quello appunto di fare un'azienda, avere le vigne, fare la trasformazione quindi delle nostre uve e poi avere anche degli spazi idonei per l'accoglienza, in modo che l'enoturista, insomma, che si avvicina a scoprire Suentu possa godere del territorio. Quindi troviamo quindi una parte di trasformazione, ma anche una parte dedicata all'accoglienza, quindi le persone possono venire a fare le visite, le degustazioni in cantina. Non ultimo, un anno fa è nato anche un nuovo progetto che si chiama Rieddas, che è appunto il ristorante all'interno della nostra azienda agricola. Insomma, quindi è un po' l'ultimo progetto di Suentu. Suentu è una cantina giovane, ma tra gli elementi della sua modernità c'è proprio la capacità della famiglia Pilloni di aver saputo guardare oltre, immaginare un luogo di produzione dove ormai non si produceva più nulla, ma immaginarsi un luogo di produzione che sapesse diventare anche un luogo di aggregazione. Noi qui a Suentu siamo molto felici perché in un anno abbiamo circa 20.000 presenze. Lo facciamo in che modo? Lo facciamo promuovendo tanti appuntamenti. Uno dei nostri obiettivi è promuovere la cultura del vino, ma intorno alla cultura del vino ci sono tanti elementi che vanno a corollario. Ad esempio oggi ospitiamo Mediterraneo Vermentino, è un evento che ospitiamo tutti gli anni, è il 6º anno che lo facciamo e lo dedichiamo a questo vitigno, ma non con una lettura come un vitigno nostro, un vitigno sardo, un vitigno solo nostro di cui dover andare solo orgogliosi, ma cerchiamo di leggerlo nella prospettiva del bacino del Mediterraneo. Il mare, se da un lato è un qualcosa che divide, ma anche un qualcosa che nei secoli ha saputo unire le sponde del Mediterraneo, quindi oggi in degustazione abbiamo altri 4 produttori sardi, quindi tutti i territori della Sardegna rappresentati, insieme a questi 2 cantine toscane e poi attraverso il concorso internazionale del Vermentino, una selezione di Vermentino che parte dalla Corsica e arriva fino alla California, quindi una lettura a ampio respiro di questo vitigno. Allora, il ristorante Ariettas propone un viaggio in Marmilla che prevede l'assaggio di 5 antipasti, quindi piatti tipici della zona, quindi 5 antipasti in condivisione, un primo e un secondo, il tutto a discrezione dello chef, quindi un viaggio a sorpresa. E a questo percorso si può aggiungere l'abbinamento vini e quindi 2 calici di vino per gli antipasti, un calice per i primi, un calice per i secondi, in modo da fare appunto un percorso completo.